per dirvi l'analisi dei giocatori, a me Olivera, lo sapete, non mi fa impazzire. E secondo me sta giocando meglio di Di Lorenzo. Si può dire nell'analisi della singola partita? Sì, si può dire. Dai amici bellini, che suono! Va bene, va bene. Lecce. Il pallone non arriva a strefezza. Simeone, ovviamente, Lindstrom. Scelta di Olivera, dobbiamo capire sono il turnover per Real Madrid. Occhio a Lecce. Bravo Lobotka, che ha combinato. Cerca di non perdere palla. Dai Olive, bravo, vai. Quara adorabile. Eccolo. Di sinistra, non fa niente. Oh, con la mano. Qua devi ammonire. Pongracic che chiede scusa. Poi fa giù anche Raffia. Come fai a non ammonire? Quello te la ferma con la mano. Oh, proprio apposta. Dai, non ammonisci, dai, lo fa proprio apposta. Vai! Mattina presto, Ostigard non è un infingardo! Alla prima chance. Questo è pure importante perché noi ne abbiamo sbloccate parecchie con i calci piazzati l'anno scorso. Non diretti, dobbiamo far valere le qualità di elevazione di Ostigard. Guarda, non è un infingardo. Bravo. Chi se l'ha pigliato sto calcio piazzato? Kvara. Ammonisci Simeone. Ma non l'ha preso, non l'ha toccato proprio. Ci segniamo tutto. Ehi, sto fallo a Lindstrom, niente, Questo fallo qua a Lindstrom, niente. Guarda a Kvara con la vena. Vai Lindstrom. Che non ci hai provato. Vai Sime. Controlla come al solito molto bene. Bravo Anghissà. E Ostigard rubano palla. Così. Attenzione. Facile. Meret. Pensavo che era più facile. Che era Strefez. Ramadan. Bravo Lobo. Commette fallo, sarà punizione in favore del Napoli. Amsquix se l'è proprio fumato Oliver. Vabbè, per fortuna non è Berardi, per capirci. Signori, ci siamo addormentati un po' dopo il gol. Di Lore, quanti palla stai perdendo oggi? Prova a recuperarla subito. Lo aiuta Zielinski. Bravo Zielu. Kvara pure col sinistro. Stallo per Kvara. Ma va bene, cioè se tu decidi di fare un arbitraggio di questo tipo, ammonisci pure quell'altro loro e io mi appacio che li ammonisci tu. Bravo Anghissà. Questo lo devi ammonire dopo però. Per Lindstrom che si accentra ancora Lindstrom. Lindstrom, andiamo bene. Attenzione. C'era Alquist in agguato, arriva Olivera, mette in corpo. Bene Olivera. Sembrava innocua questa palla, invece dall'arbitro che si marca Simeone e quello se ne va. Cambia con Alquist. C'è Kristovic dalla bravo Simeone. Bravo Anghissà sta vai Simeone, spara da fuori. Simeone ci prova. Madonna mia che bello. Ecco Kvara si è sgraffignato un altro pallone. Sgraffigna. Ma perché volevi scartare tutta la squadra oggi? Lo vogliamo, Anghissà vuole scartare tutta la squadra. Ma anche a voi si sta bloccando il segnale ogni tanto. Capite che senza Mario Rui non c'è nessuno col sinistro, proprio nessuno, perché Olivera non va. Kvara alto. Politano, Mario Rui, se li togli tutti e due non hai calci di punizione. Ponte qua. Va bene signori, ci vogliono i like perché è un primo tempo fin troppo equilibrato, perché ci sono state delle occasioni per loro, noi così non male, non benissimo. Dai like. Dai, Tradosi. Fate così. Buono per Strefezza. Avanza Strefezza. Kristovic. Posizione regolare di Kristovic che cerca il tiro. Bravo Nathan. Bravo, sì, vai Kvara. Bravo Kvara. Che entra in area. Eccolo. Mamma mia, li rivedo insieme. Kvara con il contrasto che non molla e non tira. Vede. Osi. Kvara, il dribbling di forza questo è. Mamma mia, come gliel'ha data. C'era in attacco. È la vena. Vedo Raspadori e Politano. Immagino Kvara fuori.
Lindstrom ci sta in ottica Real Madrid, farli riposare, ci sta tutto. Bravo Olivera. Osimhen di petto, vai Kvara, fallo sto gol prima di uscire. Bravo Ostigar. Strefezza, facile Meret. Ostigar, grande movimento. Tu devi ammonire. Non ha chiamato nemmeno il fallo. Pairetto è uno dei miei preferiti, proprio in assoluto. Di Lorenzo, no, che Lindstrom che si è fatto fare il tour. Dai Nathan. No, che mazzo. No, Meret, no. Fallo di mano? Attenzione, c'è il paperotto. Questo telecronista non sta azzeccando un nome. Bravo Politano, sgraffigna. Vai Osi. Non c'è nessuno. Ho un parere molto preciso su Lindstrom. Ne parliamo live. Per dirvi l'analisi dei giocatori, a me Olivera, lo sapete, non mi fa impazzire. E secondo me sta giocando meglio di Lorenzo. Si può dire nell'analisi della singola partita? Sì, si può dire. E io lo toglierei ancora una volta. Metti Zanoli perché abbiamo la difesa contata per il Real. Vai Di Lorenzo, vai. Pure centrocampisti che non riposano. È tosto, voglio. Altro buco di Lorenzo, voglio. Raspa! C'è questo tiro improvviso Raspadori che è molto interessante. Buon fallo di Anghissà, questo è il fallo intelligente. È la palla, vai Politano! Carissimo. Non c'è mai fallo. Mai fallo qua. A un passo dal 2-1 il Lecce. Piccolini. Chi ci sei? Marca tu. Di Lorenzo. Vediamo chi fa il regista. Esce lo Bocca. Se Caiuste si mette là. Così sembra all'inizio. Bravo Anghissà. Vai Raspa. L'aveva fatto il movimento Osimhen. Polità. Bene Olivera. Bene. Raspa sempre col sinistro. Bravo Meret. E poi Anghissà. Hai deciso di uscire, esci, così mi piace. Brutto fallo che ha fatto chi. Bello e buono Gaetano. Bravo Gaetano, vai Olivera. Provaci Politano. Scivola al momento di calciare. Ma che resto gambe e patate. Bravo, sì. Gaetano. Dentro a Gaetano. cercare Gaetano! Sì! Non esulta nemmeno come un pazzo. Con calma, con tutta la calma. Va verso, doveva vedere dove stava la curva. Bravo. Grande palla recuperata da Osi. Raspadori gliela dà bene. Qua già poteva tirare. Aspetta. Veramente un gran gol. Bravo Gaetano. Anzi, questa è una grande vittoria. Senza strafare, rischiando un pochino, lasciando anche un po' senza fare la partita. Insomma, la grande squadra che si riposa pure un po', diciamo la verità. Non è stata la partita straripante dell'Udinese, però io li voglio mantenere pure il clean sheet. Anche sa, vedi, un po' di leziosità. Leziosi. Bravo Di Lorenzo. Dice proprio nomi a caso. Anche sa, dai. Bravo Nathan. Il VAR aveva controllato che non fosse uscito il pallone. Dicevo la grinta di Nathan, ecco, sono ricollegato che stavo dicendo una cosa. Che aspetta, se senti la vocina quando cade e poi la grinta. Bene. Mi sta piacendo il ragazzo. Wow, sì, proprio lo strapotere fisico. Guarda là, va. E come tu fai? Bella. Un rigore! Fammi vedere. Poca roba. È rigorino, nel senso, non ci date questo qua che non serve. Però in effetti ci stava arrivando sul pallone. Politano, quindi Osimhen, fatemi capire, nemmeno quello del 4-0 può tirare, non tira più. Garcia ci aveva detto che ritorniamo all'alternanza. Politanos! Voglio capire su fatto Osimhen, perché figura di allenamento per tutti, noi non siamo fortissimi sui rigori. Senza Zielinski in campo, Papolitano. Sì ragazzi, possiamo mettere i like per 4 gol in trasferta che non sono pochi e ne andiamo a parlare live. Ci sono tantissimi argomenti di cui parlare. Da azzurro fluido, io sono New York, vai, dai.